Una nuova legge a distanza di 36 anni dall'ultima che disciplina le attività di cava e per la prima volta in Regione del Veneto un piano per le attività di cava che detta regole, criteri e condizioni per la crescita di questo settore. Una legge e un piano che ha attenzione a tutti i temi ambientali, in particolar modo il contenimento e il consumo del suolo, anche attraverso il massimo sfruttamento delle cave esistenti. È una legge che ha attenzione anche agli operatori del settore, un settore importante dal punto di vista occupazionale, che attraverso questa legge ha la possibilità di pianificare i futuri anni della propria attività. È innovativa perché è una legge che per la prima volta parte dai fabbisogni e non da un facile accaparramento dei volumi e quindi la volontà di avere dei tetti ben precisi per quanto riguarda le province di Vicenza, Verona e Treviso nasce proprio da questa volontà. I 5 milioni di Verona, i 4 milioni e mezzo di Vicenza e lo 0 per Treviso tiene conto delle autorizzazioni precedenti, ma soprattutto del futuro e delle necessità di questo territorio. Quindi dopo 36 anni di attesa anche in Veneto c'è il piano cave. Un piano cave che mai era stato approvato e che aveva creato molte storture. E abbiamo visto un territorio nel frattempo massacrato e bucherellato in maniera disordinata. Quindi ben venga questo piano cave, ben venga anche la nuova legge sulle cave, anche se ci sono delle criticità che noi abbiamo denunciato e per le quali abbiamo votato contro sia al piano cave sia alla legge sulle cave. Ci sono le sanzioni che vengono per alcuni casi diminuite addirittura di 6 volte, questo non va bene rispetto alla legge attuale. Abbiamo la cancellazione della possibilità di veto da parte delle province che non viene trasferita ai comuni, quindi abbiamo un accentramento autorizzativo in mano alla regione. Abbiamo altre piccole norme tecniche peggiorative a mio avviso perché vengono diminuite le distanze tra le cave e i centri commerciali, tra le cave e le zone residenziali, vengono addirittura eliminate le distanze con le zone industriali. E poi un'altra cosa positiva sicuramente è che è stata eliminata la deroga per quanto riguarda i 0 metri cubi a Treviso escavabili, dato che a Treviso abbiamo già 60 milioni di metri cubi autorizzati in passato che sono ancora da scavare, quindi era giusto mantenere questo zero. E l'altra negatività a mio avviso è che si doveva puntare di più sull'utilizzo di materiali di recupero proprio per risparmiare questo bene che è un bene esauribile e che deve essere assolutamente risparmiato. Danni ne sono stati fatti molti in questi anni, speriamo che da adesso in poi vengano almeno limitati.